Siccome l'operazione verità, io dico tanto viene fuori, questi hanno paura, hanno paura che la gente, i lavoratori capiscano questo giochetto. Luigi Brugnaro non le manda proprio a dire, diretto e schietto il primo cittadino di Venezia risponde senza giri di parole a CGIL e UIL, o meglio ad alcuni rappresentanti di queste sigle, ma anche al neoparlamentare Pellicani, che l'hanno accusato di voler interferire alla vigilia dell'elezione per il rinnovo della rappresentanza sindacale del comune. Il sindaco continuerà a parlare ai cittadini, i lavoratori sono dei cittadini, è bene che sappiano che se quest'anno sono stati messi 5 milioni e 100 di premi integrativi è stato perché un sindacato, uno solo, la CISL, ha firmato quell'accordo. Brugnaro incalza sostenendo le ragioni della sua operazione verità anche sulla presunta manfrina per gli 800 milioni di debito del comune. Tale Ragno che ha fatto in campagna elettorale, rappresentante sindacale, ditemi voi, una lettera a favore di un candidato, del candidato Cassò ai lavoratori, lui da rappresentante sindacale. Lui si permette di dire che io vado avanti con la manfrina degli 800 milioni di euro di debito. Non è una manfrina. 800 milioni di euro di debito sono il risultato di una politica scellerata che non tiene conto del bilancio e della sostenibilità delle azioni che si fanno. Ai tavoli, spiega il sindacato, non arrivano i problemi veri e le cose di cui si discute non vengono riportate con correttezza. Questo, dice Brugnaro, ho detto ai lavoratori che devono sapere con chi hanno a che fare. Nella realtà sono bugiardi certe volte, questo è il dato di fatto. Io ho detto soltanto la verità e la verità fa male probabilmente, ma continuerò a dirla, finché sono sindaco continuerò a dirla ai lavoratori e ai cittadini.